Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito le notizie principali di oggi. Nei video delle telecamere di sorveglianza il femminicidio alla zona industriale di Catania ha costato la vita a Cettina De Bormida, la donna travolta con l'auto da Piero Nasca. Secondo la procura l'uomo ha agito con l'intenzione di uccidere lei e la moglie, convalidato l'arresto. Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Jessica Lattuca, la donna di Favara, madre di 4 figli, svanita nel nulla 5 anni fa. Il fratello, 44enne, iscritto nel registro degli indagati. L'ipotesi degli inquirenti è che la donna sia stata uccisa al culmine di una lite. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, rompe il silenzio a 44 ore dalle sue dimissioni. È una vendetta contro di me, ho osteggiato le operazioni affaristiche di alcuni consiglieri comunali. L'emergenza rifiuti non abbandona Catania, le microdiscariche tornano a invadere le strade nelle zone bonificate da pochi giorni e i turisti scattano foto cartoline imbarazzanti. E poi il calcio, sarà Zafferana la sede della preparazione estiva del Catania, definiti luogo e date del ritiro precampionato. L'annuncio del nuovo allenatore atteso entro lunedì prossimo. Buonasera dal nostro telegiornale. In un video gli ultimi minuti di vita di Cettina De Bormida, la donna morta sabato scorso alla zona industriale di Catania dopo essere stata travolta da Piero Nasca insieme alla moglie di quest'ultimo, rimasta ferita. Gesto intenzionale secondo gli inquirenti, convalidato il fermo del 52enne che dopo aver confessato ieri aveva ritrattato. Simona Mazzoni. Eccolo Piero Nasca la mattina del 10 giugno scorso. In queste immagini si vede chiaramente il suo arrivo davanti alla clinica della zona industriale di Catania, in attesa della moglie e dell'amica di quest'ultima, che poco prima erano entrate nella struttura. Le due donne escono e il 52enne si dirige verso di loro. I tre discutono, lui cerca di convincerle a salire in macchina, ma le donne restano ferme, stanno aspettando un'altra persona che le venga a prendere. Nasca si innervosisce, sa già che la moglie Anna Longo, 56 anni, vuole lasciarlo, come lei stessa riferirà agli inquirenti in ospedale, dove le hanno prescritto 30 giorni di prognosi. Questo andirivieni, il rifiuto delle due di salire in macchina, la situazione pregressa, la moglie che vuole lasciarlo, l'amica di lei che si mette in mezzo, tutti questi elementi probabilmente lo inducono a tornare sul posto. Ma stavolta Anna Longo e l'amica 69enne, Cettina De Bormida, lo ignorano e proseguono a piedi. È qui che, come lo stesso Nasca rivelerà poco dopo dentro un bar ad uno dei dipendenti, le investe volontariamente. Una confessione che ripete al numero unico di emergenza. Sia per queste ammissioni, sia per quanto ricostruito attraverso le immagini della videosorveglianza, secondo gli inquirenti quella mattina l'uomo ha intenzionalmente investito le due. Mentre la moglie se l'è cavata, Cettina De Bormida è rimasta riversa per terra, tanto che l'uomo sarebbe ripassato almeno 2 volte sul suo corpo, fino a provocarne la morte. Una volta fermato Piero Nasca, trovato senza patente per non averla mai conseguita, è stato sottoposto all'alcol test, risultato positivo. L'uomo ha ritrattato in occasione dell'interrogatorio di garanzia, sostenendo di aver solo voluto spaventare le 2 donne. Oggi però il GIP Marina Rizza ha convalidato il fermo e disposto la detenzione in carcere. Si apre una nuova pista nelle indagini sulla scomparsa di Jessica Lattuca, la giovane mamma di 4 figli svanita nel nulla a Favara il 12 agosto del 2018. Secondo la procura di Agrigento sarebbe stato il fratello a ucciderla e occultarne il cadavere. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati, il servizio di Davide Sardo. Sarebbe stato il fratello a uccidere Jessica Lattuca, la ragazza di Favara di 28 anni, madre di 4 figli, di cui si sono perse le tracce da ben 5 anni, dal lontano 12 agosto del 2018. La Procura di Agrigento, tramite il procuratore reggente Salvatore Vella e la sostituta Paola Vetro, ha iscritto nel registro degli indagati Vincenzo Lattuca, 43 anni. Le accuse contro di lui sono pesantissime. Avrebbe ucciso a botte Jessica dopo un litigio e per questo è indagato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. La nuova ipotesi investigativa, dopo che è stata scartata la pista legata al coinvolgimento del compagno della donna, Filippo Russotto, è che Jessica sarebbe stata uccisa al culmine di una lite scaturita dallo stato di ubriachezza della donna. Il cadavere sarebbe stato poi fatto sparire. Sia l'omicidio che la distruzione del corpo sarebbero stati realizzati in concorso con persone rimaste ignote.
L'indagine, intanto, in questa fase è stata delegata alla squadra mobile e non più ai carabinieri. A questa pista si arriverebbe in seguito al ritrovamento di alcune tracce ematiche riconducibili a Jessica nell'abitazione del padre della ragazza, dove viveva anche il figlio Vincenzo, indagato nell'ambito dell'inchiesta Mosaico che ipotizza un vasto traffico di armi e droga collegato alla faida fra due bande rivali che hanno provocato 5 omicidi fra Favara ed il Belgio. Altri elementi raccolti dalle indagini hanno portato ad avvalorare questa circostanza. La Procura ha scoperto le carte convocando Vincenzo Lattuca per rendere un interrogatorio. L'indagato, assistito dall'avvocato Salvatore Cusumano, ha risposto al pubblico ministero Paola Vetro, che ha condotto personalmente l'atto istruttorio e ha respinto ogni addebito di responsabilità. Nuovo arresto a 8 mesi dall'omicidio di Antonino Titone, ucciso a Marsala il 26 settembre dello scorso. Carabinieri e polizia hanno fermato la presunta complice del delitto, Lara Scandaliato, 30 anni, marsalese. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Giovanni Parrinello, che si trova già in carcere, nel corso di una rapina legata allo spaccio di droga avrebbe infierito sulla vittima con un piede di porco, colpendola ripetutamente alla testa. Gli investigatori ritengono che la donna abbia avuto un ruolo attivo nel delitto e non sia rimasta semplicemente fuori dall'appartamento come si riteneva in un primo momento. Continuiamo con la cronaca, condanna a 22 anni per omicidio e la decisione della Corte d'Assise di Messina nel processo bis a carico del 58enne che avrebbe trasmesso la sieropositività all'HIV alla sua compagna senza mai rivelarlo. La donna, un'avvocatessa messinese di 45 anni, morì di AIDS. Francesco Triolo. La prima condanna era stata annullata in appello nel dicembre scorso per la vicenda dei giurati che avevano superato i 65 di età che componevano la Corte, una problematica che è stata poi superata da un pronunciamento della Cassazione su un caso analogo avvenuto a Palermo in un processo di mafia. Ieri pomeriggio a Messina è arrivata la sentenza di primo grado nel processo bis del cosiddetto untore. La Corte d'Assise ha condannato l'uomo, Luigi De Domenico, 58 anni, a 22 anni di carcere per omicidio, così come era avvenuto nel precedente processo annullato. Il PM Roberto Conte all'udienza scorsa aveva chiesto la condanna a 25 anni dopo aver ricostruito ancora una volta l'intera storia. La vicenda è quella del 58enne accusato di omicidio volontario per la morte della sua compagna, a cui contagiò la sieropositività senza mai rivelarlo. La vittima è un'avvocata messinese 45enne che poi morì di AIDS proprio perché non si riuscì a curare, sconoscendo la causa della sua malattia. Secondo giudici e giurati, quindi, De Domenico è responsabile di omicidio per la morte della compagna ed è la seconda volta che una Corte d'Assise lo stabilisce. È un esito che ci attendevamo perché siamo sempre stati fermamente convinti che De Domenico sia responsabile del decesso della nostra giovane collega Stefania Gambadoro. Unitamente noi riteniamo vi siano anche delle responsabilità, seppur di natura colposa, a carico dei medici che hanno avuto in cura inizialmente l'avvocato Gambadoro e che non hanno diagnosticato tempestivamente l'HIV. Nel corso del dibattimento, il legale dell'uomo, l'avvocato Carlo Autruriolo, ha anticipato la possibilità di un ulteriore ricorso che renda nulla anche questa sentenza. Guardi, se le argomentazioni sono quelle che sono già state dedotte in buona sostanza durante il processo, a me francamente non sembra fondata. Ovviamente ci vuole massimo rispetto per le tesi del difensore dell'imputato, vedremo se la riproporrà e in che termine riproporrà. Francamente non credo che abbia molto spazio questa eccezione, se fondata sulle argomentazioni che sono già state svolte. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, rompe il silenzio a 44 ore dalle dimissioni e accusa gli avversari politici. Contro di me dice solo una vendetta personale. GR Italia. Ha atteso 48 ore prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali, 2 giorni di silenzio e di riflessioni dopo le dimissioni dello scorso lunedì. Oggi il sindaco di Gela, Lucio Greco, rompe il silenzio e fa il punto su quanto accaduto nella seduta di consiglio comunale convocato per votare la sfiducia e culminata invece con le sue dimissioni. Greco adesso avrà 20 giorni di tempo per rifletterci sopra ed eventualmente revocarle. Piuttosto che arrivare alla sfiducia, ho ritenuto più opportuno e più saggio presentare le mie dimissioni nel tentativo di salvare la città dal dissesto, e tutto questo lo sapremo a breve rispetto a quella che sarà l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dell'ente e la possibilità
di evitare il dissesto. Sono proprio le scadenze finanziarie da rispettare, un debito che supera i 100 milioni di euro e l'ombra del dissesto le cause principali che hanno portato Greco a gettare momentaneamente la spugna, ma l'avvocato ci tiene a levarsi qualche sassolino dalla scarpa sui suoi avversari politici. Trovo dell'incredibile, se non addirittura del paradossale, che a fronte di questa situazione ci siano consiglieri comunali ed ex consiglieri comunali che poi si sono dimessi, che hanno brigato per sfiduciare questo sindaco e questa amministrazione per fatti squisitamente personali, se non addirittura per vendetta personale nei confronti del sindaco, per avere osteggiato operazioni affaristiche di cui devono rispondere alla magistratura queste persone. Le dimissioni rimangono comunque una partita aperta, una scelta sofferta e responsabile secondo i fedelissimi del sindaco, un trucco invece secondo il centrodestra, utile solo a ricompattare i ranghi in queste 3 settimane e provare a governare sino alla scadenza del mandato elettivo. Greco nel frattempo non esclude un possibile ritorno. È presto per dirlo, tutto è legato all'evoluzione dell'immane lavoro che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare e degli atti finanziari che verranno portati in Consiglio Comunale. Tutto questo, ripeto, serve a poter valutare approfonditamente se è possibile poter salvare la città dal dissesto per le gravi conseguenze che tutto questo comporterebbe. Catania non riesce proprio a uscire dall'emergenza rifiuti, indicata dal sindaco Trantino come una delle priorità del suo mandato. La spazzatura è già tornata nelle zone bonificate da pochi giorni e i turisti scattano foto, cartoline desolanti. Tonino De Man. Lezione di tedesco, serie di Francoforte. Come si dice spazzatura in tedesco? Müll. Waste. Più che i monumenti, ora è la spazzatura ad essere immortalata. Catania nega tra rifiuti, alle prese con 1000 emergenze e altrettante contraddizioni e nello specifico con una raccolta differenziata che stenta a decollare, affossata dagli stessi cittadini che non intendono rispettare le regole, trasformando ogni angolo della città in discarica a cielo aperto. È persino impossibile utilizzare i marciapiedi di Via Playa, dove decine di turisti si trovano davanti ad uno spettacolo mortificante. Io ho un'attività per cui non posso aprire più le porte. Premetto che passano veramente non so quanti turisti tutti i giorni e ci ritroviamo che i turisti fanno le foto non alle cose belle ma assolutamente a queste oscenità. La zona che vedete, così come tante altre, è stata bonificata da qualche giorno, ma ogni sforzo è stato vano, perché in via Toledo e in via Moncada, nel quartiere di San Cristoforo, non si riesce proprio a rispettare le regole. In qualsiasi ora del giorno, per non parlare della notte, si assiste ad un continuo e sistematico lancio di sacchetti di spazzatura, situazione che la Gema, società che si occupa della raccolta nell'800, denuncia da diverso tempo. Purtroppo abbiamo ancora nell'800 200 siti che giornalmente sono oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti. Bisogna necessariamente intervenire con le sanzioni in maniera molto dura e drastica. Montagne di rifiuti ricoprono la città, sacchetti che vengono rimossi e che tornano nel giro di poche ore, rendendo l'aria irrespirabile, e con l'arrivo del caldo la situazione non può che peggiorare. Davvero una patata bollente per il neo sindaco Trantino, che ha indicato nell'emergenza rifiuti una delle 2 priorità del suo mandato e che invita i cittadini a rispettare ogni regola e a depositare la spazzatura nei giorni stabiliti dal calendario per ogni singola frazione, invito che però sembra già cadere nel vuoto. L'altro che mi mettono quando a porta la spazzatura, lei pensa che io rispetto che ci butta, ha detto magari io che. Quindi lei è il primo a non rispettare la regola? Sono io che ha detto, l'ammetto, perché non mi vergogno, io arrivo. Perché questa storia non è cambiata nei 50 anni, lei pensa che ora si cambia, ora questa storia qua. Va leggermente migliorando la situazione in via Fava, dove in questo condominio, per fermare Sacchetto Selvaggio, si sta procedendo a multare e a vigilare con le guardie ambientali schierate H24. È già qualcosa. Decisamente diversa la situazione in via Moncada, dove al posto del cassonetto viene utilizzata una barca circondata da un mare di rifiuti. Secondo i nuovi dati dell'Istat, il Sud rimane l'area geografica ad avere la maggiore percentuale di individui a rischio povertà. Ampio il divario del reddito medio tra Nord e Mezzogiorno. La nota lieta è rappresentata proprio dalla Sicilia, i cui indicatori sono in miglioramento. Roberta Lunghi.
Il Mezzogiorno rimane rispetto al 2021 l'area del paese con la percentuale più alta di individui a rischio povertà ed esclusione sociale, con il 40,6% comprensivo di tutti gli indicatori, laddove invece il dato migliora nel resto del paese. Lo rileva l'Istat nel rapporto sui redditi e le condizioni di vita. Nel 2022 poco meno di un quarto della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale, quasi come nel 2021, ma grazie alla ripresa dell'economia dopo la pandemia e l'incremento di occupazione e redditi si riduce significativamente la popolazione in condizione di grave deprivazione materiale e sociale e rimane stabile la popolazione a rischio povertà. Al sud l'indicatore rivela da una parte un aumento della quota di individui a rischio povertà, 33,7% nel 2022 rispetto al 33,1% nel 2021, e dall'altra il segnale positivo della riduzione della quota di individui che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro, con il 17,1% nel 2022 rispetto al 19,5% del 2021. A livello regionale la Sicilia rappresenta la nota positiva, con la sensibile riduzione di tutti gli indicatori: rischio di povertà, grave deprivazione e bassa intensità di lavoro. Nel 2021 il reddito medio delle famiglie è tornato a crescere, il reddito totale delle famiglie più abbienti è stato di 5-6 volte quello delle famiglie più povere. Tale valore, sottolinea l'Istituto di Statistica, sarebbe stato più alto 6-4 volte in assenza di interventi di sostegno alle famiglie, maggiormente incisivo in Campania e Sicilia, dove è stato più alto il numero di percettori del reddito di cittadinanza. Resta un divario importante, quello legato al reddito medio per famiglia secondo aree del paese. Le famiglie del nord-est dispongono del reddito mediano più elevato del 23% rispetto a quelle del mezzogiorno. L'importanza di donare il sangue. In occasione della giornata mondiale del donatore siamo andati al centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi di Catania per mostrarvi come funziona il meccanismo della donazione. Intanto i medici lanciano un appello chiedendo ai giovani di diventare donatori. Manuela Corsi. Sono un donatore, periodico e sì, oggi è il periodo che devo donare. Al centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi di Catania seguiamo assieme ai medici come avviene la raccolta del sangue, fino al momento in cui le sacche vengono conservate nelle frigoemoteche in attesa di essere trasferite nei reparti. Il donatore prima del prelievo deve compilare dei moduli e sottoporsi ad alcuni semplici esami. Dopo l'esame obiettivo e aver misurato la pressione, andiamo a determinare l'emoglobina, che per l'uomo il minimo deve essere 13,5. Abbiamo un 16,8 di emoglobina, considerato che i valori minimi sono 13,5, il donatore è idoneo alla donazione di sangue intero. Una volta ritenuto idoneo è possibile procedere con la donazione. Per gli uomini è possibile donare ogni 3 mesi, per le donne non più di 2 volte l'anno. Qui siamo invece nella banca del sangue, dove le sacche validate vengono conservate. Viene diviso per gruppo 0, A, B, positivo e negativo, e soprattutto viene mantenuto a temperature controllate. Da qui il sangue è pronto per essere trasferito nei reparti o nelle varie strutture convenzionate con l'ospedale Garibaldi, secondo le esigenze. Rimane nelle nostre frigoemoteche per 42 giorni. Ovviamente questo dipende anche dalla tipologia di conservante che si utilizza. Per noi 42 giorni. In occasione della giornata mondiale del donatore, l'appello è rivolto soprattutto ai giovani. È importante donare perché necessita molto sangue nei reparti di emergenza, ma necessita molto sangue anche per i pazienti cosiddetti politrasfusi. I giovani non è che non vogliono donare, non sono correttamente e sufficientemente informati. Informiamoli e miriamo su di loro tutta l'attenzione per quello che riguarda la diffusione della cultura della donazione. Di sangue, dicono i medici, c'è sempre bisogno, soprattutto in estate, quando si verifica un calo delle donazioni. Una breve pausa, tra poco le ultime sul calcio Catania, non mancate. Bentornati al TG Sicilia. Il Catania si prepara ad annunciare entro lunedì il nuovo allenatore. Intanto la società rossazzurra ha definito luogo e date del ritiro precampionato. La preparazione estiva si svolgerà a Zafferana. Angelo Gaiano.
Partirà da Zafferana la nuova stagione del Catania. La dirigenza rossaazzurra ha fissato per il 24 luglio l'inizio del ritiro precampionato. 3 settimane di lavoro che serviranno per gettare le basi per il campionato di Lega Pro, una novità per la proprietà di Ross Pelligra che si appresta a debuttare nel calcio professionistico italiano con la neosocietà Catania FC. Entro il 20 giugno la dirigenza etnea dovrà, lo ricordiamo, provvedere all'iscrizione alla nuova Lega. Dal 1 luglio poi, ai piedi dell'Etna, scatteranno le operazioni di mercato. Entro lunedì, invece, della prossima settimana, il Catania avrà il nuovo allenatore. Luca Tabbiani, ex Fiorenzola, è il profilo sul quale si sono concentrate le maggiori attenzioni del direttore sportivo Antonello Laneri. La decisione sarebbe già stata presa, ma per l'annuncio ufficiale si aspetterà il prossimo fine settimana, utile per un'ultima riflessione prima del rientro in Australia del patrono Ross Pelligra. All'allenatore ligure il Catania avrebbe proposto un biennale. Sullo sfondo resta sempre la pista Ivan Jarbocic, che in Italia ha già allenato Brescia, Mantova, Südtirol e Venezia. Con entrambi gli allenatori il Catania ha comunque avuto colloqui anche negli ultimi giorni. La decisione definitiva, come detto, arriverà al termine di un ultimo confronto tra la dirigenza e Ross Pelligra previsto nel weekend. Non sembrerebbe concreta, anche se non del tutto da escludere, l'ipotesi di Domenico Toscano sulla panchina rosso-azzurra. L'allenatore calabrese ha appena lasciato il Cesena, ma su di lui avrebbero messo gli occhi Brescia e Vicenza. Venendo a mercato, tutto è chiaramente legato al nuovo allenatore. In ogni caso, la rosa dello scorso anno sarà profondamente rivoluzionata. Oltre a Castellini, il Catania proverà a trattenere anche Chiarella e Vitale, giovani di grande prospettiva. In entrata sono previste almeno una decina di operazioni. Il DS Antonello Laneri ha già sentito e incontrato diversi procuratori, ma al momento fare nomi è decisamente prematuro. E per stasera dal nostro telegiornale è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.